Per quanto mi riguarda la lezione l'ho avuta io, è stata un'occasione molto importante, un sincero ringraziamento a Felice Cavallaro per l'invito, ma un sincero ringraziamento soprattutto a tutti i ragazzi che oggi hanno partecipato e che rappresentano il vero futuro della nostra isola. Quindi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dell'immagine, un'immagine non solo dell'azienda che si rappresenta, ma un'immagine propria in quello che uno fa. Approfondire e sviluppare la propria serietà, la propria credibilità a livello locale e in tutto quello che si fa quotidianamente. Veramente una bellissima occasione. Grazie intanto per l'accoglienza. Oggi secondo me si conferma che la Sicilia è un territorio straordinario dove avvengono anche cose ed eventi di questo tipo, che dimostra come la Sicilia sia capace di grandissimo sviluppo culturale, che sono le fondamenta su cui consentire uno sviluppo sostenibile. Io credo che finché esisteranno persone come Felice Cavallaro ed eventi come la strada degli scrittori, io credo che in Sicilia ci siano più opportunità che limiti. Mi sembra che la platea fosse molto interessata a quello che è il concetto di limite della conoscenza e quindi gli orizzonti della capacità dell'uomo di vivere con la natura e soprattutto di non danneggiarla definitivamente come qualcuno teme si stia facendo. Questa forte sensibilità nasce anche dal fatto che nella letteratura questa dimensione del rapporto con gli orizzonti, con i limiti insuperabili è molto forte, è qualcosa che ha a che fare con una specie di spirito di necessario superamento dei propri limiti che dai tempi di Ulisse fino ad oggi rappresenta quella sfida faustiana che l'uomo non può non accettare quando si tratta di confrontarsi con, da un lato, l'uso che fa della natura e dall'altro col proprio destino e quindi mette insieme quello che è l'esperienza con quello che è il risultato dell'esperienza, e cioè la conoscenza. Abbiamo parlato di raccontare per immagini attraverso una storia che è una storia iconica, universale, quella di Colapesce, e abbiamo parlato di che come l'illustrazione, anche quella dei libri per bambine e bambini, non riguardi solo l'infanzia ma tutti. Anche perché la letteratura per ragazzi nasce con l'illustrazione, quindi sì, ci sono le illustrazioni, le immagini che noi ci facciamo nella nostra mente, ma ci sono soprattutto quelle che poi gli illustratori e le illustratrici italiani, che sono bravissimi, hanno creato per il mondo delle fiabe e non soltanto. Una bambina o un bambino che non leggono sono più poveri, più miseri anche in termini proprio di bagaglio nell'affrontare la vita, e quindi è fondamentale metterli nelle condizioni di potersi scegliere i libri, e per noi è fondamentale raccontare, parlare, leggere ad alta voce, accompagnarli in questo processo. È vero che le immagini spesso ci cigolano attorno, ma ci sono immagini invece che ci colpiscono e che sono costruite in modo anche da raccontarci la complessità e non soltanto la semplificazione delle cose. E oggi abbiamo ragionato, lo abbiamo fatto in una maniera veramente particolare, perché abbiamo letto, drammatizzandoli, i racconti che ci sono arrivati dagli studenti di Niscemi che hanno vinto la borsa di studio per partecipare al master e che hanno prodotto degli elaborati in cui c'è dentro veramente il senso della rinascita dopo la distruzione, la frana di Niscemi, e questo è molto bello perché loro hanno davvero avuto una visione e questa visione sono riusciti a comunicarla con i loro racconti anche agli altri partecipanti al master, e quindi abbiamo centrato un obiettivo che è quello di far capire che ognuno di noi, per il ruolo sociale che ha e per quello che è, può davvero contribuire a fare in modo che le cose possano cambiare, a dire che si va avanti, non si sta soltanto fermi nel momento del dolore o della morte, tra virgolette, intesa in senso lato, ma che invece la rinascita è possibile.